Eder. Mac. Pallister. Serena Mollicone, ecco perché il processo deve essere rifatto. Ad Arce, in provincia di Frosinone, si dovrà rifare il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la giovane studentessa scomparsa nel 2001 e ritrovata a cadavere in un bosco 2 giorni dopo. La Corte di Cassazione, con una sentenza definitiva, ha annullato la precedente assoluzione degli imputati, riaprendo così uno dei casi più controversi e dolorosi della cronaca nera italiana degli ultimi 20 anni. Un processo da rifare. Parole durissime, quelle della Suprema Corte. Si riconosce con chiarezza che i giudici di primo e secondo grado non hanno tenuto conto di numerosi punti fondamentali dell'indagine. La decisione annulla dunque la sentenza d'appello che aveva assolto i 3 principali imputati: Franco Mottola, ex comandante dei Carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, già indagato sin dai primi anni dell'inchiesta. A loro si aggiungono Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, all'epoca militari dell'Arma. Secondo i giudici della Cassazione, le motivazioni dell'assoluzione non reggono all'analisi critica. Ci sono troppe incongruenze e vuoti logici che impongono un nuovo esame del caso. Non si tratta semplicemente di una revisione, ma di un vero e proprio nuovo processo, in cui dovranno essere rivalutati elementi chiave rimasti sullo sfondo o, peggio, completamente ignorati. 5. Nulla di fatto. Il caso Serena Mollicone ha colpito l'opinione pubblica non solo per la brutalità del delitto, ma anche per i lunghissimi anni di stallo investigativo. Dopo la sua scomparsa il 1° giugno 2001 e il ritrovamento del corpo 2 giorni dopo nella zona boschiva di Anitrella, le indagini imboccarono piste diverse. Per anni si parlò di un possibile allontanamento volontario o di ambienti esterni alla cittadina. Ma la svolta arriva nel 2011, quando emergono testimonianze e perizie tecniche che indicano con forza una dinamica diversa. Serena non si sarebbe suicidata, ma sarebbe stata uccisa proprio all'interno della caserma dei Carabinieri di Arce. Lì, secondo l'accusa, sarebbe stata colpita alla testa dopo una lite con Marco Mottola, sbattendo violentemente contro una porta. Da lì il successivo trasporto del corpo nel bosco per simulare un suicidio. Questa ricostruzione fu accolta con favore da molti e portò al processo che tuttavia si è concluso con un doppio nulla di fatto, assoluzione in primo grado e conferma in appello. Una sentenza suicida. Ma la Cassazione è di parere opposto. Nella lunga e articolata motivazione si sottolinea come la sentenza di assoluzione non spieghi in modo coerente perché la tesi accusatoria sia infondata. In particolare, si critica l'interpretazione data al colpo alla testa subito da Serena e il tentativo di smontare l'ipotesi della porta danneggiata in caserma come mera casualità. Un altro passaggio chiave riguarda l'attendibilità delle testimonianze, tra cui quella del brigadiere Santino Tuzzi, morto in circostanze ancora oscure poco dopo aver dichiarato che Serena era entrata in caserma il giorno della scomparsa. Il procuratore generale della Cassazione, Mario Fresa, ha parlato esplicitamente di una sentenza suicida, cioè una decisione che, nel tentativo di archiviare il caso, ha finito per autoscreditarsi con omissioni e lacune evidenti. Verso un nuovo processo. Ora si riaprono le porte del tribunale per la famiglia Mollicone, in particolare per il padre Guglielmo, morto nel 2020 senza ottenere giustizia per la figlia. Il nuovo processo si preannuncia complicato, ma con l'obiettivo di riesaminare tutto, dalla scientifica alle testimonianze chiave, fino alle anomalie delle versioni difensive. Secondo il legale della famiglia Mollicone, l'avvocato Dario De Santis, l'annullamento della sentenza Zadallo rappresenta una vittoria per la verità, anche se dolorosa. Per anni la famiglia ha lottato contro silenzi e depistaggi. Ora sperano che la giustizia italiana riesca finalmente a colmare un vuoto durato troppi anni. Il caso Mollicone è destinato a segnare ancora a lungo la coscienza del paese. Rifare il processo non è solo un dovere giuridico, ma un atto di responsabilità morale. Il 16 dicembre 2021, a sole 48 ore dalla scomparsa di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin consegna a 2 amici, Pino e Laura, 5 hard disk e una fotocamera. Dice di volerli regalare a qualcuno, ma il tempismo di quel gesto insospettisce subito i due. Dopo alcuni giorni decidono di consegnare tutto alla polizia.
Dentro quei dispositivi si trova un grande archivio di materiale personale, con fotografie di Liliana, scatti privati e anche file classificati come vietati. Ma ciò che colpisce davvero gli inquirenti è la presenza di 5 fotografie che ritraggono Claudio Sterpin, l'amico speciale di Liliana, in immagini che risalgono ad anni diversi, alcune agli anni '80, altre a epoche molto più recenti. La presenza di queste immagini è tutt'altro che casuale. Mostra che Sebastiano era da tempo a conoscenza del legame tra la moglie e l'ex amante e che questo legame veniva probabilmente monitorato. Non si tratta di semplici foto, ma di file raccolti, selezionati e conservati in uno spazio digitale che conteneva anche immagini molto intime di Liliana. La contestualizzazione di queste foto con altre più spinte o private contribuisce a creare l'immagine di un archivio volutamente personale, quasi ossessivo. Inoltre, intercettazioni successive faranno emergere un dato inquietante. Liliana, nei primi anni '90, era rimasta incinta di Sterpin, ma aveva interrotto la gravidanza, accompagnata proprio da Sebastiano. E in una conversazione registrata, lo stesso Sebastiano confessa di essere in possesso di molte fotografie che la ritraggono con Sterpin. Le foto trovate confermano che diceva la verità. Ad agosto 2022, mesi dopo la morte di Liliana, Sebastiano è coinvolto in un altro episodio che, in apparenza secondario, solleva nuovi interrogativi. Racconta di un'avaria all'auto e chiede aiuto all'amica Jasmine, che però non può intervenire di persona e manda al suo posto Eros, un camionista. Eros arriva sul posto, ma al suo arrivo l'auto si mette in moto da sola, senza che sia stato necessario collegare cavi o effettuare riparazioni. Racconta anche che Sebastiano non sembra sorpreso né particolarmente riconoscente per l'aiuto. La vicenda, già di per sé singolare, si arricchisce di un ulteriore dettaglio. Sarebbe esistita una terza persona contattata quella mattina da Sebastiano. Una persona che avrebbe ricevuto una telefonata o un messaggio in cui lui chiedeva indicazioni su un meccanico o un aiuto diretto. Non solo. Secondo alcune indiscrezioni, quella persona potrebbe dimostrare attraverso le proprie chat, mai consegnate agli inquirenti, che Sebastiano fu costretto a lasciare l'auto in officina e fece ritorno a casa in treno. Questa nuova versione dei fatti contrasterebbe con quella ufficiale fornita da Sebastiano, secondo cui la macchina ripartì e fu lui stesso a riportarla a casa. Se invece fosse confermato che la lasciò dal meccanico e tornò con un altro mezzo, si aprirebbero scenari diversi sui suoi spostamenti di quel giorno e sul perché abbia scelto di nascondere questi dettagli. Le chat non consegnate in questo senso potrebbero rappresentare una prova decisiva per smascherare eventuali reticenze o contraddizioni. I due episodi, la consegna degli hard disk e la gestione del guasto, non sono legati cronologicamente, ma mostrano entrambi una modalità ricorrente. Sebastiano tende a raccontare solo parzialmente i fatti, a intervenire su ciò che viene scoperto e ad affidarsi a terzi per mediare la propria versione. È un comportamento che alimenta sospetti e che rende ancora più necessario analizzare ogni dettaglio della sua condotta, anche a distanza di mesi.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.